Non siamo riusciti a conquistare i municipi amministrati dal centrodestra, sapevamo che la strada era tutta in salita e soprattutto abbiamo perso anche alcuni comuni amministrati dal centro-sinistra. Ammette senza sconti la sconfitta del centro-sinistra in Veneto, la parlamentare del PD e voce critica nel partito di Renzi. E l'analisi è lucida e soprattutto legata alle scorse regionali e alla vittoria di Zaia. C'è un effetto trascinamento negativo di quelle che sono state le elezioni regionali. Le elezioni hanno visto tanti candidati sindaci, candidati consiglieri metterci tutta la loro passione, con generosità, giocare partite anche molto difficili, anche qui in provincia di Treviso, e tuttavia alle loro spalle c'è un partito in grande difficoltà. Un partito che non riesce a rinnovarsi, prosegue l'esponente PD, ad iniziare dalla segreteria, più volte chiamata ad un passo indietro, mai effettivamente realizzato, ed ora in una situazione di stallo che continua a corrodere voti e consensi. Il Partito Democratico in Veneto ha un serio problema a sintonizzarsi con il sentire della gente, con il profondo sentire della società veneta. E la prima dimostrazione è il balletto sull'autonomia, con il PD in regione, prima contrario al referendum, poi tentennante ed infine sull'onda di chiari segni della società civile finalmente allineato con il volere dei veneti. E dopo l'analisi lucida ed impietosa sulla sinistra veneta, il monito all'attuale dirigenza perché nell'inevitabile rinnovamento faccia tesoro della lezione di queste amministrative. Non possiamo cambiare gli elettori in Veneto, deve cambiare il Partito Democratico e deve cambiare perché non possiamo non dare un'alternativa alla società veneta e non solo una classe politica come quella che governa il Veneto che alimenta i problemi non cercando di collaborare per trovare delle soluzioni, così come accade per esempio nella gestione degli immigrati ai nostri comuni.